Giorno 24. 24esimo giorno in viaggio, mi trovo nella Valtellina e devo fare 30 km, ma stamattina piove. La pioggia è la cosa probabilmente più difficile per me da gestire. E dopo una brevissima pausa pranzo ad Aprica, con i piedi bagnati sono finito in un sentiero in mezzo al bosco, bellissimo ma scosceso e scivoloso, che mi ha portato fino a Teglio. Ciao a tutti! Giunto a 2/3 della giornata sono proseguito sulla statale fino a Chiuro, dove ho scoperto che c'è la capanna del famosissimo Nazzare Onesta che nel 2019 era stato bloccato 75 giorni. E infine sono arrivato a Ponte in Valtellina, dove Nadia e Alessandro mi hanno accolto a braccia aperte a casa e mi hanno fatto provare i pizzoccheri. Buon appetito!